Firmata nel corso di una riunione presenziata da Alfonso Cimino, Calogero Giglia e Isabella Puzzangaro, rispettivamente presidente, vicepresidente vicario e consigliere dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, e il sindaco Stefano Castellino di Palma di Montechiaro, Angela Rinollo, collaboratrice del sindaco, e l'architetto Alfonso Di Vincenzo, il protocollo d'intesa di durata biennale con il comune di Palma di Montechiaro in occasione della candidatura della cittadina a capitale della cultura per l'anno 2021. Gli architetti quindi a supporto dell'amministrazione comunale per le attività di progettazione, formazione e studi per la redazione di progetti ed elaborati e lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e ancora organizzazione di visite, stage per gli studenti, conferenze, dibattiti, seminari e workshop. Il prossimo passo sarà l'istituzione di un comitato scientifico del quale farà parte l'Ordine degli Architetti con una sua apposita commissione. Siamo ben felici di essere stati chiamati dall'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro e dal sindaco, l'ingegnere Castellino, a promuovere questo territorio, questa comunità e i suoi beni culturali e architettonici che sono rinomati in tutto il mondo. Parliamo di una delle città barocche più belle che abbiamo sicuramente nel mondo, e noi ci saremo per sponsorizzare a Capitale della Cultura Palma di Montechiaro, perché il nostro rapporto con questa amministrazione, con questo territorio è forte anche all'interno dell'ordine, con la presenza di consiglieri, del presidente della fondazione che sono di Palma di Montechiaro, e noi vogliamo oggi dare tutti quei supporti e tutte quelle energie che possano far posare una prima pietra per un rilancio economico, ma soprattutto per un rilancio sociale di questa città. Come Ordine degli Architetti ci siamo tanto spesi nel territorio, in tutta la provincia, e il fatto che oggi un'amministrazione che si candida di un paese come Palma di Montechiaro, che si candida a Capitale della Cultura nel 2021, è una cosa che ci deve fare piacere a tutti, in un rapporto di sinergia che devono avere le istituzioni ad aiutare questo territorio, ad aiutare questo comune affinché possa essere fra quelle capitali che oggi l'Italia ha tanto bisogno e che oggi noi come siciliani, come agrigentini, dobbiamo tanto tenerci. Noi siamo innanzitutto felicissimi ed onorati di questo protocollo d'intesa che abbiamo siglato con l'Ordine degli Architetti e con il Presidente Alfonso Cimino, che ringraziamo per aver subito accolto l'invito della città di Palma di Montechiaro e del sottoscritto di rappresentanza evidentemente. Noi ci aspettiamo di costruire quella sinergia indispensabile tra il comune, il territorio e l'Ordine degli Architetti, valenti professionisti che io spesso definisco anche artisti capaci di creare cultura nel territorio nel quale loro operano ed intervengono. Palma ha preso questo nuovo percorso, questo nuovo rilancio della propria immagine e crede fortemente nella candidatura a Capitale della Cultura. Che sia un percorso difficile è noto ed è palese a tutti, ma il percorso è quello iniziato e il cammino non si può e non si deve interrompere. E al capezzale di Palma di Montechiaro, affinché ritorni nello splendore voluto dal nostro Duca Santo, dobbiamo chiamare tutti gli uomini di buona volontà, tutti i medici, tutti coloro i quali possono fare qualcosa di importante per il territorio, e l'Ordine degli Architetti rappresenta sicuramente un passaggio fondamentale ed importantissimo per creare quelle condizioni di sviluppo, di recupero urbano, di riuso del territorio e degli immobili, per creare una nuova vision per la nostra comunità. Quindi onorato ed orgoglioso di poter contare su un ordine così importante e prestigioso.